Beh, intanto ciao a tutti, grazie Erika per questa performance bellissima, veramente. Mi sono Grazie a emozionata. voi per essere qui. Mi tocca fare un cappello un po' introduttivo sul progetto e sarò breve. Questa è una rassegna di eventi che si chiama Ok non essere ok, che tratta proprio le tematiche legate comunque alla salute mentale. E ci siamo concentrati noi di Genze con l'incontro proprio su delle tematiche che fanno parte anche proprio dell'essere giovani e quindi niente, appunto c'è questa rassegna, questo è un po' il main evento di questa rassegna, però se restate aggiornati sulle varie pagine vedete anche appunto i vari eventi che faremo nei prossimi giorni. Basta, ok. Ok, quindi partirei con il talk effettivo, vero e proprio. Io vorrei partire con una domanda, grazie. Da che idea, suono o immagine sei partita per realizzare questa performance? Allora, sono stata operata al cuore 3 volte. L'ultima operazione l'ho avuta nel 2022, alla fine del 2022, dove mi hanno sostituito una valvola meccanica. Nessuno mi aveva detto che io avrei sentito il ticchettio. Un giorno ho scoperto che ticchettavo. Da lì ho pensato o vado in terapia o faccio una performance. Ho deciso di fare entrambe le cose. Grandissimo. Poi è ovviamente molto autobiografico, ma io ho avuto veramente l'amico drogato che è venuto a dirmi: ma non ti viene l'ansia? Da quel momento ho avuto l'ansia e Salutiamo l'amico drogato. ho deciso di raccontarlo. Sì. Poi la verità è che quando accade una cosa così grossa, un cambiamento così grande, anche perché io ho 2 disabilità, sono una ragazza ipovedente e io ho una malattia al cuore, la verità è che questa performance è nata grazie a tutte le persone che mi hanno sostenuta, la mia famiglia di sangue, la mia famiglia di cuore, quella scelta. Senza il loro supporto io non avrei mai avuto il coraggio di portare una cosa del genere davanti a tutti, perché è comunque un tema delicato per me. Mi hanno dato un sacco di coraggio, penso che senza una buona rete di supporto non avrei mai fatto una cosa del genere. Io in collegamento a questo volevo chiederti infatti un po', cioè come hai trovato anche il coraggio di esporti sia con il tuo corpo che con la persona e anche come magari il mondo dello spettacolo è stato forse una liberazione o un limite, magari ce lo direi anche tu, perché comunque c'erano anche molti riferimenti durante la performance legati un po' al corpo canonico, a quello che uno deve sempre, cioè deve performare sempre sia a livello fisico che non. E mi domandavo se invece tu avessi trovato una sorta di liberazione e come questo, insomma, fosse avvenuto. Mi piacerebbe dirvi che ho trovato una liberazione ma e ho trovato il coraggio. In realtà io sono una persona incredibilmente rompiscatole che, che ha sempre voluto fare quello che le pareva, al di là di tutti i no. Perché secondo me arriva un punto in cui il mio erano i medici, in cui ogni cosa era no, tu non puoi, tu non vai bene, c'era sempre un problema. Quindi dovevo essere io a dirmi dei sì, a darmi dei sì. Anche lì, 2 scelte. O me ne sto nel mio o vado fuori, scoppio la bolla della disabilità e del pregiudizio e con fatica scopro il mondo. La verità il mio non è coraggio. Il coraggio io non ce l'ho, cioè ho paura di 1000 cose, però io la vita la amo tantissimo e io non posso pensare di sprecarla piangendomi addosso. Cioè io voglio ridere
io voglio ridere e io ve lo dico, la disabilità fa un sacco ridere. È una delle cose più divertenti che esistano nel mondo. Basta solo allenarlo, allenare il divertimento, allenare lo stupore. Oggi una cosa non mi fa ridere, domani farò sì che mi faccia ridere. Questa per me è la chiave. Certo, infatti parlavamo anche ieri, aperitivo, un po' anche delle figuracce che si possono fare. Ce ne vuoi raccontare magari qualcuna? Se ti va. Allora, ce ne sono tante. E ti racconto quella che ho raccontato a te ieri. Volentieri. Io, la quantità di volte in cui dovevo salire in una macchina e ho sbagliato macchina sono innumerevoli. E ho fatto delle chiacchierate con questi autisti fittizi veramente interessanti. Una volta mi hanno addirittura dato il numero perché avevo sbagliato macchina. Sì, sì, sì. Quindi questa è di sicuro. Poi in realtà ci sono quelle cose, ma che capitano a tutte, forse a me un po' più spesso, quando ti dicono ciao Erika, non ti dicono chi sono. Ciao Erika, come stai? Come va? E tu sei lì, non so chi sei, non ti vedo, non mi hai detto come ti chiami, non mi hai dato un contesto, ma cioè, come pretendi che io sappia chi sei tu? No, no, quindi tu rimani così, ma ti ricordi di me? Sì, certo, so esattamente chi sei tu. Sì, queste tante, ma poi... Ma sì, ma è una cosa molto classica, secondo me, di noi stolti che pretendiamo che le persone si ricordino di noi, quando magari di noi non gliene frega proprio niente. È vero anche Cosa pretendi? Non ho capito. Ok, e comunque ricordo anche che se anche il pubblico vuole, Sì, può partecipare, cioè nel senso certo. che è bello creare un dialogo, proprio Sì, sì, sì. anche legato a questo dialogo mi collego al fatto che Assolutamente. si parlava anche proprio di rompere delle barriere, no? Sì. Tra Questo disabilità e lo non... direi, perché secondo me è importante. Premessa, sto parlando di persone con disabilità. Adesso la semplifico, però vi invito a ricordare che sto parlando di persone. E secondo me, quando si parla di dialogo e approccio con qualsiasi persona, bisogna pensare a 3 livelli. C'è quello che può fare lo Stato, c'è quello che possono fare le persone normodotate e c'è quello che possono fare le persone con disabilità. Lo Stato è facile, ci deve tutelare. In questo momento, anzi mai, il mondo che viviamo non è un mondo per le persone con disabilità. Ci sono barriere ovunque, ostacoli ovunque. Se penso a chi è in sedia a ruote, viviamo in un mondo dove le barriere architettoniche sono infinite. O per una persona non vedente, io nei supermercati non vedo i prodotti, non vedo i prezzi sui prodotti e ho la galleria di foto piena di foto di pacchi di pasta per capire il prezzo, piena di foto di cose per scoprire gli ingredienti e sono metodi che non mi ha mai insegnato nessuno. Cioè te lo devi accollare tu. Questo fare, ciao Stato, ma tu lo sai che non sei proprio a mia misura. E poi arriva la parte più difficile, perché secondo me è un cane che si morde la coda. Arriva il rapporto anche tra di noi, no? Io, persona con disabilità, la maggior parte di voi, immagino, persone normodotate, e arriva il come ci rapportiamo. Io credo che da una parte c'è un'ignoranza, perché la disabilità non è conosciuta, non la si vuole conoscere. Ci diciamo, ma sì, io conosco la disabilità perché ho visto le Paralimpiadi. Bello, ma quella non è la disabilità. La disabilità è una persona col bastone bianco che attraversa la strada e magari tu, persona normodotata, non fai ok, è passato, è passato, è passato. Mi è capitato. Oppure ero ferma sulle strisce, arriva questa gentile signora
che mi dà in mano 20 euro e mi dice per la tua vita cara e se ne va. Mi sono girata, c'erano i senza tetto che mi guardavano e hanno pensato noi non abbiamo capito un cazzo. Io li ho guardati, io li ho guardati, gli ho detto tranquilli, questi 20 euro vi faccio la spesa. Sono andata e gli ho fatto la spesa. Però questa roba non può succedere. In Italia, all'estero meno, ma in Italia c'è questo buonismo che c'è il poverino, il poverina, no. Sì, è un pietismo. Dall'altra parte però ci sono le persone con disabilità che mi sento anche di dire, ovviamente se questo è il mondo, vivono nelle loro bolle di persone che sanno della mia disabilità, mi conoscono come persona disabile, sanno aiutarmi e io mi sento al sicuro. Però quella bolla lì non è la vita. Io non sono un supereroe, io non sono poverina, sono una persona che vuole fare arte nella vita e lo vuole così tanto da uscire e farlo, bello tutto, però io sono stata vista e riconosciuta. Hanno visto che c'era anche la mia faccia come persona disabile e ci devono vedere perché siamo nascosti. Dobbiamo, secondo me, prenderci un po', spingerci. Sarà difficile, certo. Si soffrirà, certo, assolutamente. Però così le persone iniziano a dialogare con noi, ad avere un rapporto con noi, a vederci e a riconoscerci. Perché se no, se restiamo nella nostra bolla, saremo per sempre invisibili. E le persone che dicono, a me mi è capitato, che bello, tu sei così brava, non sembri disabile. Il non sembri disabile non è un complimento, perché loro hanno un'idea della persona con disabilità. E allora, noi persone con disabilità, facciamoci forza, perché ci vuole forza, usciamo e dimostriamogli che sì, siamo disabili e quindi abbiamo diritti in più, dobbiamo avere gli stessi diritti, dobbiamo essere tutelati, ma siamo anche persone diverse, le une dalle altre. Per me questo è fondamentale. Grazie. No, quindi tu vedi nell'arte diciamo, il punto d'incontro in cui le persone con disabilità possono uscire dalla loro bolla. Io non so se l'arte lo è per tutti. Ok, infatti volevo arrivare a questo, perché l'arte non è il linguaggio per tutte le persone. No, cioè ognuno si trova il suo linguaggio, secondo me. Nel senso, io ho trovato l'arte e uso l'arte, ma qui si parla proprio, cioè il problema, secondo me, della disabilità è che è un problema nella quotidianità. Al di là di cosa faccio io, come lavoro, al di là di che lavoro è. Io esco di casa e fuori casa sono una persona con disabilità. Io entro in casa e sono una persona con disabilità. Questo l'ho scoperto da poco. Io alla fine del liceo pensavo di aver accettato la mia disabilità. Non è vero. Perché poi quando sei adulta hai nuovi problemi che al liceo non avevi. Il modo in cui tu ti vivi la disabilità cambia. Io credo che ognuno abbia il diritto di scegliere quello che vuole fare e a trovare il suo mezzo. L'arte non può essere il mezzo per tutti, perché sennò tanto saremmo pagati di più, perché lo faremo più persone. E poi ognuno ha il suo, magari c'è qualcuno che ha, chissà, non lo so, anche la passione di diventare scrittore e scrittrice. Ma facciamoglielo fare, nel senso. Può essere un mezzo l'arte? Sì, è il mezzo per tutti. No, ma di questo ne possiamo parlare anche noi, togliendo il fattore disabilità. Ma, mi domando io invece, cioè tu come hai capito di uscire dalla tua bolla? Nel senso, cioè qual è stato, c'è solo un fattore magari particolare che ti ha spinto? Io vivevo, grazie al cielo vivevo,
in un paesino di 6.000 abitanti, dove per andare a comprare qualsiasi cosa, anche in farmacia, ci voleva una macchina. Io non posso guidare. Quindi o ammuffivo lì, o mi levavo correndo via. Ho deciso di levarmi, ho guardato la cartina e ho detto: al nord, il posto più lontano, Torino. Mi sembra così perfetto. Ciao mami, ciao papi, è stato bello, arrivederci, grazie. Cioè non è stato... Lì non... A parte che io volevo già fare arte e lì non... Sì, io ho iniziato a fare arte al liceo e di conseguenza volevo già fare arte e lì non c'era una scuola, non c'era proprio niente. Però sì, in realtà l'andarmene era dovuto proprio alle condizioni che per me non erano accettabili. Io volevo l'indipendenza, volevo l'autonomia e io adoro tantissimo il momento di shock. Quando tu arrivi in un paese nuovo, in un posto nuovo, sei da solo e ti devi arrangiare. Ecco, quell'adrenalina lì è la cosa che a me proprio galvanizza e quindi la cerco molto spesso. Ok. Un pensiero ai miei genitori che mi stanno ascoltando e stanno dicendo già. Non sono consapevole. Sì. Invece per quanto riguarda invece, diciamo, la parte affettiva, legata appunto ad avere un corpo comunque diverso e Certo. riconoscerlo, ma sentirsi comunque magari a proprio agio con il proprio corpo, con un partner o una partner. Com'è? Cioè, com'è stata la tua esperienza magari anche di scoperta sia del tuo corpo, sia in comunque relazione magari agli altri? Allora, io nella tombola delle sfighe ho fatto tipo terna. Anzi no, ambo. Diciamo ambo. Ambo è quello 4, vero? Sì. No. È quaterna. So molto della tombola. Scusate. Sono una danzatrice io, scusate. Allora, quaterna, perché sono una donna lesbica, disabile, vegana. Un applauso solo per questo. Quando sono diventata vegana, la risposta è stata più o meno: ma questa cosa che la potevi scegliere, perché l'hai scelta? No, quindi diciamo che il mio rapporto con l'amore è sempre stato impegnativo. Ora userò un termine che il femminismo usa molto, quindi magari a voi sta dando un po' il volto a stomaco, però è importante. La rappresentazione è importante. Io da adolescente non c'erano ancora tutti questi film dove la comunità LGBT era rappresentata. Io me li guardavo e i disabili non c'erano, mai. Se c'erano, morivano, sempre. Idem le persone omosessuali. C'era questo grande amore, a un certo punto succedeva qualcosa, arrivava il tipo, arrivava qualcuno, tragedia, pianti, morte. E io ho pensato, che bella vita però. Incredibile. E poi arrivano le amiche e gli amici che ti raccontano i primi approcci e ti dicono: no, perché lui mi ha guardato, io l'ho guardato, ci siamo guardati e io ho pensato: ma ok, ma quindi io come faccio a capire se qualcuno mi sta guardando? Sono andata... No, allora, fa ridere, certo. Sono andata in crisi però, perché il primo approccio era nelle mie mani. E io invito tutti voi a farvi una domanda e ad avere la certezza di andare da una donna e capire se è etero o lesbica.
Io non lo so capire. Io non lo so capire. Non ci vedo. E lì o hai le botte di fortuna dove qualcuno a un certo punto ti viene a parlare, banalmente. Andate a parlare alle persone per cortesia, non state lì a fissarle. Grazie. Oppure quella persona che doveva andare a parlarci, mi dovevo rendere conto di essere io. E allora andavo, dicevo ciao, ciao, e iniziava la conversazione. Però io credo che il primo passo per una persona con disabilità sia molto complicato, perché tu sai che prima di te c'è la disabilità. Magari non subito, ma arriva e devi un po' giostrarti, sì, anche per metterlo in una condizione di agio. Quindi magari fai una battuta sulla tua disabilità, magari se ti fa domande. Ecco altra cosa che mi sento di dire: rispondiamo a tutte le domande, anche a quelle stupide, anche a quelle a cui non vorremmo rispondere. Noi rispondiamo sempre col sorriso, perché una domanda fatta è molto peggio che una discriminazione gratuita. Ecco, questo è il mio rapporto con l'amore. Ok, grazie. Chiediamo al pubblico se... Sì. C'è qualche domanda da parte del pubblico? Magari in conclusione, prima di chiudere? Con questa luce divina. Sì, infatti c'è stato un cambio tipo. Oh, Sì, ok. Come ti senti? Bella domanda. mi piace pensare di sì. Quando vincerò un bando sarà ancora più sì di così. No, i bandi non sono Ragione, se ci accessibili ascolti. per le persone con disabilità. No, allora adesso siamo in un mondo in cui la parola accessibilità è dappertutto. Ogni cosa è accessibile, ogni cosa è green, ogni cosa è pro comunità LGBT. In realtà non è tanto così, però sì, diciamo che questo è un progetto che mi piacerebbe portare. Sicuramente lo porterò all'estero. Il grande sogno è portarlo a Londra, intanto, poi si vedrà. Allora ti auguriamo di Grazie. farcela, cavolo. Qualche altra domanda? Sì, sì. No, allora, quelle persone lì sono quelle persone che Michela Murgia definisce la famiglia queer. Sono le mie famiglie, è la mia famiglia di cuore, la mia famiglia che mi ha scelta e che io ho scelto. E a tutti ho fatto dire una frase che o si erano sentiti dire o alcuni l'ho data io, e ho montato le frasi. Mi piaceva metterle tutte, è un testo lungo, ma mi piaceva metterle tutte perché sono proprio le persone, sono la mia rete. Alcune di quelle voci sono qui e questa prima performance le la dedico proprio tanto. È tutta per voi. E no, sono proprio frasi che si sono sentiti dire o che abbiamo un po' spulciato, però cioè, a me le hanno dette tutte quelle frasi lì, quindi potrei anche averlo scritto io. Bene, allora se non ci sono altre domande, io ringrazierei un sacco... Tu hai ultima? Scusa. Per stare in tema, qual è il tuo è ok? Non? Non ero preparata. Ce l'ho. Vai. È ok mangiare la carbonara senza uovo, senza pancetta, vegana. E chiamarla carbonara. E chiamarla carbonara. Ultima domanda del pubblico. Ultima domanda, 1, 2, 3. Bene.
Quindi vi ringraziamo tutti, grazie per essere stati qui, è stato veramente un piacere Erika, grazie di cuore Grazie. davvero, Grazie. per tutte le belle e preziose cose che hai condiviso con noi. Ora vi lasciamo un po' di tempo se volete prendervi una birretta al bar, una piccola pipì breve e poi salutiamo Luca Antonello. Ah no, come? Ah no, possiamo fare per favore un applauso a tutti i ragazzi di Genze, ma alla mia regia lì dietro. Grazie regia. Vuoi poi?